Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Questa mattina parliamo di teatro, l'argomento mi piace così tanto che mi emoziono e balbetto persino. Lo facciamo con Angelo Tabaro, presidente, neopresidente, possiamo dire, del Teatro Stabile del Veneto. Grazie, buona mattinata a tutti, nel segno dello spettacolo e del teatro. Ecco. La massima autorità teatrale in Veneto, potremmo dire, visto che sono presidente del Teatro Stabile del Veneto. Che è l'istituzione più importante, però diciamo che il Veneto ha una tale capacità, in termini di qualità e di quantità, di offerta teatrale, che è incredibile. Potremmo fare il caso da un teatro amatoriale che rappresenta oltre dal 25, forse più del % di tutto il teatro amatoriale italiano, come compagnie di quel cosiddetto teatro off, cioè quel teatro che non ha degli spazi fisici particolarmente importanti, che fa la ricerca, è quel teatro underground dove magari i giovani si impegnano. Questo è altrettanto sviluppato, e il premio off che il Teatro Stabile con Gassman, e devo dare merito a Gassman di avere, diciamo, inventato questa formula, evidenzia in maniera particolare, quindi con prodotti anche di qualità e con professionalità di qualità. Poi il Teatro Stabile è l'istituzione che ha maggiori responsabilità, perché deve rispondere al Ministero, deve rispondere alla Regione, deve rispondere ai due comuni più importanti che offrono i teatri, Venezia e Padova. Lei nella conferenza stampa di insediamento del Consiglio di amministrazione, nuovo Consiglio di amministrazione, ha sottolineato questa cosa: il Teatro Stabile del Veneto non sono il Teatro Goldoni e il Teatro Verdi. Che cosa intendeva? Cioè, che cos'è il Teatro Stabile del Veneto? Il Teatro Stabile del Veneto ha la gestione del Teatro Verdi e del Teatro Goldoni, ma proprio per il suo ruolo di istituzione fortemente regionale e non soltanto legata a un teatro. Il Piccolo di Milano è un teatro, un'istituzione, un teatro. L'Argentina a Roma è un'istituzione e un teatro. Noi siamo un'istituzione con più teatri, per un periodo c'era anche Vicenza, quindi avevamo Padova, Venezia e Vicenza. L'Olimpico di Vicenza. L'Olimpico di Vicenza, sì, non il Teatro Comunale di Vicenza, che comunque perché ha una sua... L'Olimpico ha un suo significato. L'Olimpico di Vicenza rappresenta una delle eccellenze come spazio teatrale a livello internazionale. Assolutamente, il Palladio è veramente un architetto internazionale. No, il Teatro Stabile del Veneto ha, proprio per questa sua caratteristica, ha bisogno non solo di produrre degli spettacoli da far, diciamo, realizzare, da replicare nei propri spazi, o avere l'ospitalità che hanno tutti i teatri che organizzano delle stagioni teatrali, ma anche tutta una serie di diciamo, obbligazioni nei confronti del territorio, che vanno dalla formazione del pubblico, la formazione delle professionalità. Formazione del pubblico cosa intendete? Ma la formazione del pubblico è creare, diciamo, quelle condizioni per cui il cittadino, da quando comincia a capire qualcosa al giorno in cui magari per qualche evento decide di andarsene, possa entrare in un teatro e capire il mondo che sta attorno al teatro, che riesca a capire il significato anche del messaggio teatrale, che non arrivi al teatro come un soggetto che vede di là del muro un qualcosa che è estraneo da sé. È un po' creare la passione, l'amore per il teatro. Il teatro come linguaggio, come modo come dialogo, diciamo, di alcuni che dal palco riescono a trasmettere al cittadino, al pubblico, all'ascoltatore dei messaggi, delle sensazioni, che però devono rimanere, devono essere recepite. Io credo che una palestra di emozioni. Una palestra di emozioni, proprio. Il pubblico però deve, a mio avviso, il primo obiettivo di un teatro è quello di rispondere a quello che è il bisogno del pubblico. Che bisogno ha il pubblico del Veneto e come state pensando di rispondere a questo bisogno? Allora, ci sono due tipi di pubblico. Uno è il pubblico, diciamo, degli abbonati, il pubblico appassionato, il pubblico che spesso è legato a una visione molto
per conoscenza, per passione, ha una visione molto classica del teatro. E è un pubblico che comunque, credo, adesso questa è un'impressione personale, in un momento di crisi vorrebbe avere nelle 2 ore o più che sta a teatro, avere quasi un messaggio di serenità, cioè poter uscire dal teatro, rientrare nella vita quotidiana piena di problemi con un po' di ottimismo in più. Teatro commedia. E quindi è un teatro commedia, un teatro un po' che fa sorridere, che crei un po' tocchi l'animo in senso positivo. Poi c'è anche tutto invece quel teatro di ricerca, quel teatro di approfondimento che invece aiuta a far riflettere. Questo è forse più rivolto un po' ai giovani anche, perché il rischio è quello di avere un pubblico magari di una certa età e non riuscire ad attirare i giovani. Questo La ricerca sui giovani, gli anziani si appaltano i posti dell'abbonato, sono attaccati alla poltroncina? No, non direi, perché lo spazio in teatro c'è per tutti. Perfetto. C'è per tutti. Cercando di fare un po' di campagna abbonamenti. L'ideale, se vengono ben vengano perché c'è spazio. Okay. L'obiettivo, l'ideale è quello di avere l'intero pubblico possibile a teatro e quindi avere delle stagioni teatrali in cui si risponda alle esigenze e alle aspettative un po' di tutti, sia dei giovani che dei meno giovani. Ma questo perché? Perché è chiaro che le esperienze, proprio il vissuto di ognuno in qualche modo si confronta poi con quella che è la rappresentazione teatrale, e il vissuto di una persona più anziana è diverso dal vissuto di una persona più giovane che magari ha bisogno di più provocazioni, più stimolazioni o comunque di stimolazioni diverse. Per cui il riuscire a offrire al pubblico stagioni teatrali in cui si sposi questa esigenza anche di classicità e di tradizione con anche l'esigenza di una drammaturgia contemporanea, più aperta magari ai temi del quotidiano, ai temi dell'oggi, questa è una grande sfida, perché il pericolo è quello di offrire magari o fare delle scelte di stagione, di spettacolo all'interno della stagione che magari non piacciono a una parte degli abbonati oppure non riescono a conquistare i giovani. Ecco, è uno sforzo notevole. E qui credo che dovremmo ragionare nell'ottica che un teatro stabile deve offrire una gamma e in questa gamma dare la possibilità al cittadino di costruirsi il proprio abbonamento, che quindi modulare. Sì, è un po' modulare. L'ideale sarebbe avere sempre il teatro pieno, ma pieno con gente che sceglie lo spettacolo, lo sceglie perché è convinta che risponda alle proprie esigenze. Quanto per realizzare questo progetto, no, di offrire un cartellone, una stagione che in qualche modo possa soddisfare i vari gusti, è importante scegliere spettacoli di qualità? Per essere più... magari io ho una passione per Goldoni, però se vedo un teatro dell'assurdo o un teatro di Praga fatto bene, chapeau, mi godo lo spettacolo e magari mi avvicino a una nuova declinazione della drammaturgia. Credo che proprio questa sia la funzione anche educativa del teatro, sapendo che le ospitalità, diciamo le stagioni, nascono dall'ospitalità di altri, cioè rappresentano produzioni teatrali di altri soggetti che nel territorio, non solo regionale, nel territorio nazionale, producono, allestiscono spettacoli. Quindi è un po' l'importanza del direttore artistico che sappia nel mercato cosiddetto delle produzioni teatrali di un anno, sappia scegliere e modulare nel modo migliore anche quelle che sono le offerte. Come si fa a fare un cartellone? Perché il direttore artistico sceglie, però c'è il consiglio di amministrazione che in qualche modo gli dà... Noi abbiamo il problema di far quadrare i conti, senza però limitare la libertà del direttore artistico, che anche a mio avviso è innegabile, cioè un direttore artistico deve avere le sue libertà di scelta. Certo che il consiglio di amministrazione dà degli indirizzi. Devo dire che forse in maniera quasi telepatica Gassman deve aver colto qualche indirizzo che nasceva dal nuovo consiglio di amministrazione quando ha
annunciato che la prossima stagione sarà improntata al tema dell'ironia e quindi diciamo le scelte di spettacoli che lui farà nel mercato nazionale ci ha già anticipato che avranno questo, diciamo, questo elemento comune che li lega, che è l'ironia, e quindi spettacoli in qualche modo che fanno pensare, ma sempre con un piccolo sorriso. E qui torna di grande attualità e modernità Goldoni, che a mio avviso, se non sbaglio la stagione di prosa del Verdi, proprio tra qualche giorno, debutta con la locandiera, però con Nancy Brilli, e quindi in una chiave, chiamiamola così, anche moderna. Allora, Goldoni, si coniuga proprio l'esigenza che stava esponendo. C'era un motivo se Goldoni è ancora, dopo Shakespeare, il più rappresentato autore teatrale a livello internazionale. Perché te le dice con il sorriso sulle labbra? Perché probabilmente Goldoni è ancora contemporaneo. Cioè le vicende, le storie, anche se in fondo l'umanità cambia nei tempi, però dentro siamo sempre noi. Beh, le dinamiche umane sono quelle, no? Le caratteristiche, pregi e difetti sono quelli. Riesce a cogliere proprio questi che sono quell'unicum continuo dell'umanità, e in qualche Goldoni modo ha scoperto l'umanità dalle maschere, dalla commedia dell'arte. Con Goldoni ha superato la maschera, diventa l'uomo e la donna, cogliendo gli elementi positivi, e ha fatto diventare proprio i personaggi, l'uomo, la donna, con tutto il suo essere, con i suoi positivi e negativi, perché poi è sempre però con quel sorriso di fondo che lascia, anche nei personaggi più ostici, diciamo, che possono esserci, lascia. Quindi certamente Goldoni rappresenta una grande risorsa, e soprattutto al Goldoni a Venezia, che è la patria, diciamo, del Goldoni, penso che faremo un grosso sforzo per promuovere degli spettacoli che fanno come Stefano Nevon per Shakespeare, facciano di Goldoni un repertorio costante, a carattere educativo, formativo, a carattere anche informativo per i turisti, ma che sia continuo, cioè che ci sia un'offerta continua. L'ideale è quello di avere i teatri sempre aperti. Infatti, è un'altra cosa che mi ha colpito alla conferenza stampa, è proprio questo, di non avere il teatro, il Goldoni, piuttosto che il Verdi, piuttosto che altri teatri, come luoghi che aprono solo per i 3 giorni di rappresentazione dell'opera, dello spettacolo che è in cartellone, ma che siano dei laboratori artistici, teatrali in continua espressione, e anche in continuo, dove lo spettatore può entrare, che può essere lo spettatore di passaggio, e poter cogliere pillole, momenti di teatro. Diciamo che già, ad esempio, impegnativo come progetto. Magari l'idea di far esibire delle compagnie giovani. Per riuscire a fare qualcosa, diciamo, uno si pone gli obiettivi, l'orizzonte di riferimento lo teniamo alto. Tendiamo alla perfezione. E cominciamo a salire. Un po' alla volta, non lo faccio io. Però arriveremo. Se siamo d'accordo che l'obiettivo è quello, non mi fa paura che l'obiettivo sia tanto alto. Perché? Perché in fondo è una salita che può essere lunga, meno lunga, ma abbiamo un punto di riferimento verso il quale andare. Se il punto di riferimento è condiviso, ma le forze poi vengono da sé per raggiungerlo. Il teatro, ad esempio, il Goldoni è in pieno centro a Venezia. Davanti al Goldoni passano milioni di persone, perché il turismo veneziano non parliamo di migliaia o di 100 migliaia, parliamo di milioni, decine di milioni. Per cui anche offrire qualcosa, cioè, non offrire uno spettacolino, ma offrire lo spazio fisico del Goldoni, come già teatro 6-700esco. Cioè già il teatro in sé è un gioiello da vedere. Quindi tenerlo solo aperto per delle visite, come se fosse un monumento. Ecco che è un monumento, perché il Goldoni, come la Fenice, sono teatri che rappresentano la classicità dei teatri veneziani. Venezia è un po' l'anima dei teatri, della storia del teatro come luogo dedicato a rappresentazioni in maniera stabile, con un incontro tra attori. Sì, il teatro inteso proprio come essere il bar dove si va a bere il caffè. Ecco, il teatro come luogo che non è un luogo lontano da te, al quale puoi entrare soltanto perché hai l'abbonamento, hai pagato il biglietto. No, è un luogo da vedere indipendentemente da
dall'abbonamento del biglietto, o indipendentemente dallo spettacolo di grande respiro, può esserci anche lo spettacolo più leggero. È un luogo, diventa quasi diciamo una scuola, un luogo che ha una funzione anche didattica. Sarebbe interessante che ci fosse un laboratorio. In questo caso il laboratorio, ad esempio con l'università. La palestra proprio, dove chi ha voglia di fare recitazione. L'università Ca' Foscari è interessata a un dialogo, a un confronto col Teatro Stabile. Io ho già iniziato un dialogo con il rettore e con i docenti che stanno seguendo questi progetti dell'università, e cercheremo di fare anche qualcosa assieme a loro. Cioè è uno spazio a disposizione della città, di tutte le città in senso lato. Ora Venezia ha pochi abitanti, ma ha una popolazione che è fatta di studenti, di turisti, cioè, ai quali dobbiamo dare delle risposte. Anche a loro dobbiamo dare delle risposte. Di pendolari che ci lavorano, che magari uscendo dall'ufficio possono fermarsi a Venezia per la serata, come uno si mangia in un ristorante, può avere come in America, no? Che prima si mangia poi si va a teatro. Sì, I teatri in America che poi non offrono grandi spettacoli, però sono uno stop. Però sono continui, ecco. L'idea di un repertorio però, che quindi vuol dire ripetere con una frequenza anche stretta, diciamo, alcuni spettacoli su Goldoni, per far capire Goldoni, per far capire che quello è il teatro di Goldoni. Non è il teatro Goldoni perché l'abbiamo dedicato come uno dei tanti teatri in Italia dedicato a Goldoni. No, quello è il teatro, diciamo, di Goldoni, perché a Venezia Goldoni ha fatto il suo laboratorio a Venezia sono nate gran parte delle sue idee teatrali. Quindi, dopo Parigi, va bene, altri, ma a Venezia è nato Goldoni. E quindi c'è la casa natale, vabbè, quella è la casa natale, ma il luogo di Goldoni è il teatro. L'ufficio, la vita creativa. di Goldoni è teatro, e quindi è il teatro Goldoni, è il teatro di Goldoni. Questo è un po' lo spirito. A Venezia c'è Ruzzante, bisogna anche valorizzare, sì, a Padova, scusa, un po'. Anch'io, avendo le due sedi, dovendo andare un po' di qua, un po' di là, a Padova abbiamo Ruzzante. A Padova c'è Ruzzante, che è un altro grandissimo del teatro, molto più complicato, molto più difficile, però è un grandissimo del teatro, col quale bisogna, anche lì, con l'università, con le istituzioni anche culturali del territorio che sono sensibili, si potrà fare qualcosa. Cioè l'obiettivo è quello, un teatri come spazi fisici sempre aperti. Fruibili. Sempre aperti, ma come luogo... Laboratorio di cultura. A Padova dovrebbe diventare anche luogo in cui gli studenti vengono non solo per vedere lo spettacolo, ma anche per studiare lo spettacolo. Quindi c'è un'idea di biblioteca, eccetera, quindi di creare, di fare in modo che il foyer sia una piazza culturale. Ecco, questa è un po' l'idea. Dopo, vabbè, quello che si riesce a realizzare si realizza. Ma andando avanti per questa linea, no, che tendiamo a stravolgere la concezione del teatro e quasi a riportarla alla concezione originaria del teatro, perché non stiamo inventando niente di nuovo. Teatro cittadino, teatro. Mi sto chiedendo come mai non si è ancora fatto in televisione un talent. Visto che piace tanto la danza piuttosto che penso ad Amici, X Factor, la canzone, perché non c'è un programma che in qualche modo... X Factor No, ma mi piacerebbe, sarà appunto perché mi piace il teatro, vedere in TV anche il dietro le quinte, una scuola allora di recitazione, la preparazione di questi ragazzi che proprio piangono sui copioni. C'è qualche TV, non dico che, certo, che sta facendo questi dietro le quinte dello spettacolo in senso inteso in senso lato, cioè cinema, teatro, performance artistiche, eccetera. Ed è veramente bello, cioè vedere come nasce una rappresentazione, scenografia, come nasce un'interpretazione, perché si dice, uno rappresenta un testo, lo interpreta, ma lo stesso testo può essere rappresentato, può dare sensazioni diverse, il modo in cui viene interpretato, e questo nasce dietro le quinte, nasce nella regia, con la regia. Mi chiedo come mai non hanno... Noi siamo disponibili eventualmente a farlo, qualcosa è stato fatto ad esempio per il Riccardo III, che dovrebbe andare, non so, adesso sono stati acquisiti i diritti da... un soggetto terzo, certo. Però la cosa che se ci fosse non ci dispiacerebbe,
soprattutto per gli spettacoli. Anche un canale, visto che si fanno canali tematici per ci sono tutto. tantissimi canali tematici oggi che... Dedicati al teatro? No, i canali sono tantissimi. Ma perché il teatro non ha spesso vuoti di contenuti. Ecco, ma il teatro perché non ha ancora riempito... Oddio, qui dovrei chiedere a chi gestisce questo mondo della TV. Può essere un futuro il teatro che torna in televisione, perché io mi ricordo quando ero bambina che al teatro di Edoardo veniva... Però era il teatro nato in teatro, recitato in teatro, che veniva trasmesso in TV. Invece mi piacerebbe che la televisione proprio fosse un grande fratello che racconta come nasce un'opera, come nasce un attore, come nasce un'interpretazione. Non so se riesce a trovare, diciamo, un emittente o un canale, una frequenza, per esempio, una frequenza televisiva che possa dedicarsi e sostenersi soltanto con... Però il pubblico c'è. Il pubblico c'è, bisogna vedere un po' questo nuovo mondo, il digitale terrestre ci ha un po' stravolto. Credo che da 3 anni fa... Devo dare la pubblicità a proposito di digitale terrestre, torniamo subito dopo gli spot con Angelo Tavaro, tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, in diretta con noi Angelo Tabaro, che è il presidente del Teatro Stabile del Veneto. Io stavo così sognando dei canali televisivi dove poter vedere il teatro, ma non la rappresentazione, la serata, ma proprio vedere come nasce il teatro, come nasce l'attore, come nasce la sceneggiatura. La cosa sarebbe piacevole, ma... Credo che se poi ci sono tutti i discorsi dei diritti degli attori, però superato tutte queste... Potrebbe essere un argomento interessare, ma in TV si cucina e basta, facciamo anche un po' di teatro. Se qualcuno riesce a trovare un canale, uno dei tanti canali, perché poi ce ne sono credo tanti liberi o che ripetono la stessa programmazione. Secondo lei, visto che lei si occupa di teatro, è una materia che può interessare? Il pubblico potrebbe essere, perché credo che il pubblico vada in cerca anche di capire le cose a volte. Non credo che il pubblico sia tutto quello di X Factor, dove si creano le illusioni, ma ci sia anche un pubblico che invece vuole capire come nascono le cose. E ci sono già dei canali tematici che credo stiano... per cui spazio ne avrebbe. Il teatro è intrattenimento, visto che tutti pensano magari sono schiavi di una concezione per cui chi va a teatro è un po' snob, un po' intellettuale, un po' così cerebrotico. Se uno pensa al teatro soltanto così, al teatro, al palco, ma il teatro, il palco è una parte del teatro. Le sedie sono una parte del teatro, perché c'è il teatro che si fa anche in piedi, cioè il teatro in fondo è, direi, più che uno spazio, l'idea è questa, dello spazio fisico lontano. Se noi pensiamo che il teatro invece è interpretare la vita, a quel punto credo che potremmo veramente avvicinarci e avvicinare anche i giovani. Adesso devo farle una domanda un po' spinosa, che è la domanda che le hanno rivolto tutto. Lei prima ha citato Gassman, direttore artistico. A giugno del 2014 il contratto di Gassman si conclude. Lui ha dichiarato proprio durante la consegna dei premi OFF, quella dedicati ai giovani, che non è più disponibile, insomma, che non prendiate in considerazione la sua candidatura. Voi siete un nuovo consiglio di amministrazione che entra in corsa. Allora, quali le caratteristiche di Gassman e quali saranno le caratteristiche del futuro direttore artistico? Io ho già parlato con Gassman sia prima ma anche in occasione proprio del giorno della premiazione del premio OFF, quando lui ha anticipato quella lettera. Io ho precisato che noi come Consiglio di amministrazione ci siamo posti l'obiettivo di, per il prossimo, diciamo, direttore, in cui non c'è nessuna preclusione, quindi ho detto teoricamente potrebbe essere anche chiesto a Gassman la riconferma, prima però di arrivare a dire chi sarà il nuovo direttore dobbiamo definire bene qual è il profilo, quali sono gli obiettivi, cioè sulla base degli obiettivi che il Teatro Stabile del Veneto ha e si dà nei prossimi anni, qual è il profilo di direttore che meglio risponda a queste esigenze. È evidente che l'impostazione di un Teatro Stabile che dialoghi in maniera molto forte col territorio, dando per scontato che
il Teatro Stabile rappresenta l'eccellenza, o vuole essere l'eccellenza del teatro nel Veneto, ma si confronta con altre eccellenze. Non è detto che gli altri siano meno, sono altre eccellenze. Le produzioni teatrali non è che siano buone soltanto quelle fatte a Torino o a Milano e non quelle fatte a Vicenza o a Treviso. Quindi insomma un direttore che sia più in Veneto. Ci deve essere un direttore che conosce il territorio, che dialoga con il territorio, che deve però, in quanto Teatro Stabile, deve avere nei rapporti col mondo teatrale italiano, quindi nella scelta delle stagionalità, quindi l'ospitalità, deve essere una persona di altissimo livello e di grande respiro. Quindi non abbiamo definito, ci siamo dati posti alcuni quesiti. Avete qualche nome in mente? No. Il direttore regista rischia di avere una visione più attenta alla produzione e alle ospitalità. E il Teatro Stabile non è solo produzione e stagionalità. Però devo dire che il lavoro che ha fatto Carmen in questi anni è un lavoro estremamente positivo. Positivo in termini di scelta. Un direttore giovane ha portato anche alcune forti innovazioni. Anche un direttore immagine, no? Perché vista la sua versatilità. Ecco, diciamo che uno dei limiti che lui stesso riconosce è che con tutti gli impegni che oggi lui ha sul piano cinematografico, televisivo e teatrale, perché con il Riccardo III, che è una produzione del Teatro Stabile, viaggiamo sulle 70 repliche in giro per l'Italia, quindi sono 70 volte, 70 giorni in cui lui rappresenta il Teatro Stabile, quindi certamente lui è impegnato con noi, però oltre a questo difficilmente possiamo chiedergli. Devo dire che lui ha deciso autonomamente di comunicare questa sua indisponibilità a continuare dopo giugno, ma con l'impegno di lavorare seriamente fino a giugno. Poi è venuta fuori la notizia della sua possibile candidatura a Roma e mi pare che lui essendo a Roma, lavorando per la gran parte a Roma, credo che se venisse gli faccio tantissimi auguri e sono convinto che il Teatro Stabile Veneto, lo ha usato ma anche gli ha dato qualcosa. Senta, il fatto che il direttore artistico sia un attore, sia un regista, è un vantaggio o uno svantaggio? A volte è uno svantaggio perché tende a porre tutta la sua attenzione proprio alla produzione, cioè a una parte dell'attività di teatro e anche nella costruzione dei rapporti con quelli che poi sono le ospitalità, c'è la tendenza agli scambi. Allora gli scambi sono giusti tra teatri stabili, eccetera, però entro un certo limite, oltre il quale poi ci sono tutte regole ministeriali, eccetera, che rischiano poi di metterci in crisi. Noi abbiamo bisogno di stare entro un budget finanziario perché non vogliamo assolutamente pesare oltre quello che già pesiamo, sulle tasche dei cittadini e dobbiamo anche rispettare tutta una serie di parametri tecnici ministeriali che una programmazione che non tenga conto di tutti questi aspetti delle obbligazioni del Teatro Stabile rischiano di portarci fuori. Nel nuovo Consiglio di amministrazione, se non sbaglio, anche la composizione del Consiglio di amministrazione rispecchia un po' questi elementi, no? C'è chi tiene la barra dritta, però avete anche un attore, Roberto Citran, che è un attore locale. Citran, ecco, sì. Se no lo romanizziamo No, Citran, sì, mi scusi. Ecco, è stata... Allora, il Consiglio di amministrazione è scelto autonomamente dai soci. Però lei che è presidente il Comune di trova Padova una composizione è una composizione più risponde... artistica, è una composizione più artistica rispetto alla composizione precedente che era più giuridica. E questo può essere... Ma secondo me vedremo di portare un po' di contenuti, ci sarà una maggiore dialettica, ecco, probabilmente meno giuridica e più creativa. Ecco. A proposito di creatività, la produzione che in qualche modo metterete in cantiere a breve, visto che adesso c'è Riccardo III, quindi quanti anni devono passare, mesi, perché un Teatro Stabile debba, anche alla luce di quei legami giuridici che lei diceva? Entro gennaio dovremo definire la programmazione e i bilanci, e far quadrare i bilanci.
perché c'è la presentazione della documentazione al Ministero. Quindi certamente prima di gennaio avrete... Adesso è ancora tutto in costruzione. Ma potrebbe essere un Goldoni? No, perché no. Che poi, lei prima citava Goldoni per Venezia. Il Goldoni di Venezia è un Goldoni che è nella programmazione, ci sarà, perché questo l'ho già concordato. È una piccola produzione che non è nata nella logica della circuitazione, cioè della tournée, ma è nata nella logica del repertorio in sede. Che è un'altra... che potrebbe essere il passepartout per quell'idea del teatro aperto. Che può essere, che rappresenta un primo passaggio di questo concetto di teatro aperto. Che poi un concetto di teatro aperto che va ad alimentare poi l'offerta turistica della città. È chiaro. E poi se ci arrivano anche dei fondi, e quei fondi vanno a vantaggio della programmazione. I privati sono sensibili al teatro? Siamo ancora un po'... Siamo un po' fermi, cioè ancora un po' non vedo grandi sponsorizzazioni. Stiamo cercando adesso di offrire il teatro anche agli sponsor. In bocca al lupo al teatro in genere, perché credo che sia una forma di intrattenimento, di approfondimento culturale davvero affascinante. Se vogliamo è la prima forma, no, di intrattenimento che sia stata inventata dall'uomo, no? Il teatro. La danza forse è la prima. Sì, però insomma è sempre comunque recitazione è del corpo. È l'aggiunta della parola al corpo, mentre prima c'era solo il rumore, il suono e il corpo, qui c'è anche, perché il teatro ha anche questo l'elemento della, diciamo, la corposità dell'attore e al tempo stesso la spiritualità, diciamo, proprio l'emozione. Io ringrazio Angelo Tabaro, subito dopo la pubblicità un altro argomento, altri ospiti. A tra pochissimo, grazie.